ritrovati, tante le notizie all'interno del nostro TG, cominciamo dai titoli. I segretari regionali di CGIL e CISL e UIL stilano l'elenco delle priorità dell'agenda Calabria da sottoporre ai candidati alla presidenza della regione. La prima voce è il lavoro. Ultima settimana di campagna elettorale, partiti e candidati intensificano gli incontri con gli elettori, manifestazioni politiche in tutta la regione. Ore di grande tensione all'Annunziata per la protesta dei 47 lavoratori della cooperativa SEAT licenziati, occupati gli uffici del CUP, alcuni di loro sono saliti sul tetto del nosocomio. Continua lo sciame sismico nell'area di Albi, cittadina a pochi chilometri di distanza da Catanzaro, stamattina avvertite altre 3 scosse. Ci sono anche affiliati della Cosca Marandi di Platì tra le 21 persone arrestate per droga a Roma. Il gruppo operava nel quartiere di San Basilio, tra le più importanti piazze di spaccio nella capitale. L'incidente frontale la scorsa notte sulla strada che collega lo Ionio al Tirreno nei pressi dell'abitato di Melicucco, muore una 26enne. Il Tribunale di Catanzaro ha condannato 2 medici in servizio al Sant'Anna Hospital ritenuti colpevoli per la morte di un vigile del fuoco avvenuta nel 2011. Ben ritrovati da Rosalba Baldino in studio per questa edizione del nostro TG che apriamo con l'appello dei sindacati CGIL, CISL e UIL ai candidati alla presidenza della regione. Affrontare le priorità della Calabria. Per i sindacati è necessario creare un tavolo per il lavoro. Vediamo. Meno 6 giorni alle elezioni regionali e la triade ha inteso sottolineare con una conferenza stampa rivolta non solo ai candidati alla presidenza ma anche a coloro che saranno chiamati a governare in consiglio la regione Calabria quali sono le priorità dell'azione sindacale unitaria sul territorio regionale. Noi proporremo oggi un'agenda di priorità, poche priorità per collegare quello che sta avvenendo a livello nazionale anche in Calabria rispetto ad alcuni temi come il lavoro. Noi dobbiamo creare questo piano per il lavoro che superi la logica del precariato e dei tirocini a vita, quindi abbiamo alcuni asset da proporre come quello appunto della manutenzione del territorio con un piano di riforme a partire da Calabria Verde che dovrebbe in qualche modo puntare anche sul Green Deal, quindi sulla Green Economy. Questo grande progetto della manutenzione 2.0 è un patto che potrebbe portare migliaia di posti di lavoro, quindi uno sblocco anche delle assunzioni nella forestazione è importante, così come lo sblocco delle assunzioni nella sanità. Noi abbiamo detto che il sistema sanitario calabrese è al collasso e quindi vanno sbloccate le assunzioni nella pubblica amministrazione. Creare lavoro, rilanciare lo sviluppo, mettere in campo misure per la crescita, tutela del territorio, lotta al dissesto idrogeologico, solo per citarne qualcuna. Chi verrà designato governatore dovrà confrontarsi con CGIL, CISL e UIL per far sì che si guardi tutti nella stessa direzione. Riteniamo che al di là dei temi importanti, quelli sul lavoro, sull'ambiente, sulla questione della sanità e dello sviluppo regionale, sia arrivato il momento che il prossimo governo regionale attenzioni in modo particolare quelle che sono le linee di finanziamento della nostra regione. La Corte dei Conti da diverso tempo parla di un bilancio regionale completamente fuori controllo che crea spese per interessi e contenzioso importanti che sono sottratte alla possibilità di fare politiche regionali sul sociale, sul diritto allo studio e sulla mobilità, e quindi chiediamo al prossimo governo regionale di attenzionare il bilancio regionale così come la spesa sui fondi comunitari. Della programmazione 2020 e 2021 1,6 miliardi non sono spesi, 800 milioni addirittura non finalizzati, e sulla 2021 e 2027 è chiaro che non può permettersi la Calabria un errore di questa portata. Tantissime le priorità dell'agenda sindacale per far ripartire una regione in continua emergenza su più fronti. Da lunedì su questo terreno ci dobbiamo confrontare, lo dobbiamo fare tutti insieme e lo dobbiamo fare, credo che sarebbe veramente bello anche invertire una tendenza che è quella non
del nemico, ma dell'avversario, al di là di chi vince e chi è all'opposizione, ma credo che bisogna mettere mai come in questo momento insieme la parte sana della società per arginare alcuni pericoli che la Calabria ha. Il primo è quello di questa delinquenza dilagante, di questo fenomeno corruttivo che sta permeando l'intera società a tutti i livelli, e quindi veramente mai come in questo momento c'è questa esigenza, e questo lo dobbiamo fare e lo possiamo fare solo attraverso quindi creare momenti di serenità, soprattutto per i giovani, questi tanti giovani che stanno scappando via dalla Calabria. Lo possiamo fare creando occasioni di lavoro, quel lavoro dignitoso, quel lavoro che riesce a soddisfare non solo le esigenze primarie delle persone, ma riesce a dare dignità anche per quello che uno vale. E si moltiplicano gli impegni dei candidati alla presidenza della regione. Oggi in Calabria la capogruppo in Senato di Forza Italia, la Bernini, per Iole Santelli. Mercoledì tornerà Salvini e domani sarà la volta del ministro per le infrastrutture Paola De Micheli a sostegno di Pippo Callipo. Carlo Tanzi ha incontrato oggi i sindacati. Aiello punta sull'innovazione, il punto del nostro servizio. Ultima settimana di campagna elettorale in vista delle regionali di domenica 26 gennaio. I 4 candidati alla presidenza della regione impegnati in incontri sul territorio per incontrare i cittadini e spiegare programma e obiettivi. Iole Santelli, candidata del centrodestra, stamattina a Corigliano Rossano ha parlato del progetto di cambiamento. Una Calabria prontissima a un cambiamento. Oggi, stamattina, tanto entusiasmo, tante donne, tanti giovani, tante persone. Alle 11 di mattina, lunedì, una bella sfida vinta, ma soprattutto vinta fra i sorrisi della gente e vedere che negli occhi delle persone che c'è chi in questa Calabria crede. Pippo Callipo, candidato del centro-sinistra a Castrovillari, ha spiegato la sua idea di Calabria. La mia idea di Calabria, una Calabria moderna, una Calabria che utilizza tutte le sue risorse, incominciando dai giovani, incominciando dal territorio, una Calabria che funzioni, una Calabria efficiente, una Calabria che attragga gente dalle altre regioni con un turismo veramente qualificato. Carlo Tanzi da Catanzaro punta l'indice sulla burocrazia che costringe ad emigrare. Bisogna sostituire la mala burocrazia con la meritocrazia dei tanti giovani che menti e braccia che lasciano la nostra regione in modo sempre più cospicuo, sempre più importante, diventando poi in ogni parte del mondo i migliori. Ecco, purtroppo noi dobbiamo trattenerceli invece qui in Calabria. Francesco Aiello, candidato governatore del Movimento 5 Stelle, chiede garanzia per l'istruzione. Garanzia assoluta del diritto allo studio per gli studenti. E seconda questione molto importante è porre l'università al centro delle politiche regionali finalizzate all'introduzione di innovazione nei processi produttivi. Quindi cercherei in maniera strutturale di creare delle sinergie tra imprese, che sono, diciamo, le componenti più importanti nel mercato del lavoro, che creano lavoro, l'università e il territorio. Cominciato il conto alla rovescia, domenica i calabresi decideranno il nuovo timoniere della cittadella. Ci spostiamo a Catanzaro, dove 2 consiglieri d'opposizione hanno annunciato le dimissioni in comune. Si tratta di Nicola Fiorita e Gianmichele Bosco, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Catanzaro sulle irregolarità nell'assegnazione di gettoni di presenza nelle commissioni. Nell'inchiesta sono coinvolti 29 dei 32 eletti in consiglio. I consiglieri d'opposizione dimissionari al Palazzo di Città chiedono le dimissioni del sindaco e dell'intero consiglio comunale. Cambiamo argomento. Le vertenze per il lavoro a Cosenza sono saliti sul tetto del pronto soccorso dell'ospedale. I 47 lavoratori della SEAT, licenziati con un WhatsApp per anni, si sono occupati del CUP, dell'ufficio ticket, del call center per le prenotazioni. Chiedono la convocazione di un tavolo in prefettura. Intanto oggi disagi anche per gli utenti. Vediamo. Noi ci presentiamo, siamo i 47 lavoratori della SEAT che 3 giorni fa siamo stati sbattuti in mezzo a una strada.
Da oltre 15 anni abbiamo prestato servizio all'interno dei locali dell'azienda ospedaliera, qua all'interno del CUP, al call center, all'ufficio ticket del pronto soccorso. Una giornata di disagi e proteste all'Annunziata di Cosenza. Sono saliti sul tetto del pronto soccorso alcuni dei 47 lavoratori SEAT licenziati venerdì scorso. Il contratto con l'azienda ospedaliera è scaduto, ma la cooperativa riteneva di avere diritto a mantenere l'appalto fino all'aggiudicazione del nuovo affidamento. Per questo aveva presentato ricorso al TAR, ricorso però che è stato respinto. E così 47 lavoratori che per anni si sono occupati del CUP, dell'ufficio ticket per conto dell'azienda ospedaliera, sono stati mandati a casa. Con un messaggio su WhatsApp venerdì 17 i lavoratori della cooperativa SEAT sono stati informati dal loro datore di lavoro che era terminato il rapporto con l'azienda ospedaliera, per cui 47 persone sono state mandate a casa nella più totale indifferenza e nel silenzio delle istituzioni. Mi sento abbandonata da parte dell'azienda ospedaliera perché per quasi 20 anni gli abbiamo fatto comodo e adesso ci hanno dato il ben servito. Mi sento abbandonata proprio dalle istituzioni che dovrebbero difenderci e che tutti se ne lavano le mani. Siamo personale preparato, siamo stati selezionati. Io vengo assunta da categorie protette, quindi non sono qui perché sono una raccomandata, ma perché risultavo iscritta nelle categorie protette e per questo motivo sono stata assunta nell'azienda ospedaliera. Dopo quasi 20 anni non possiamo sentirci dire che noi non serviamo, che siamo illegali, che non andiamo bene. Chiedono un tavolo in prefettura alla presenza del commissario Cotticelli e intanto questa mattina code e disagi in ospedale, difficoltà al CUP, è chiuso il call center per le prenotazioni, non funziona l'ufficio protocollo, il ticket del pronto soccorso. L'azienda ospedaliera ha tentato di tamponare utilizzando personale interno, ma inevitabili i disagi per gli utenti. La cronaca, anche affiliati alla cosca Marando di Platì, tra le 21 persone arrestate per droga a Roma. L'associazione operava nel quartiere di San Basilio, una delle principali piazze di spaccio della capitale. Vediamo. Tutto è partito dall'arresto di un proprietario di un bar, il Coffee Bean, nel quartiere Talenti di Roma. L'uomo era stato sorpreso dai carabinieri a cedere cocaina e marijuana ad un avventore. Era il 18 marzo 2016. Nel luglio 2018 altre 12 persone erano state arrestate con l'accusa di narcotraffico. I carabinieri avevano individuato e sgominato un'organizzazione che aveva a capo proprio il titolare del bar. Ma altre tracce da seguire erano evidentemente rimaste visibili ed oggi un'altra operazione è scattata tra Roma, Napoli, Reggio Calabria, Viterbo e Frosinone e altre 21 persone sono finite in manette. L'accusa è avere messo su una tanto proficua quanto illegale attività di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Roma sono riusciti ad individuare ben 4 sodalizi criminali, uno nel quartiere Montesacro, 3 nella zona di San Basilio. Qui, in uno dei quartieri più popolari della capitale, a gestire tutto erano i fratelli Alfredo e Francesco Marando, nativi di Platì e da alcuni anni residenti a Roma. I carabinieri complessivamente hanno sequestrato diversi chilogrammi di hashish, cocaina e marijuana e anche un'ingente somma di denaro superiore ai 96.000 euro, a conferma del solido fatturato e del conseguente guadagno. Tanto solido che i leader del gruppo non consentivano sgarri e ai loro collaboratori chiedevano totale dedizione. Ad uno di loro che aveva preso un giorno, diciamo così, di congedo per andare al mare con la ragazza e non aveva provveduto a farsi sostituire, arrivò una dura reprimenda da parte di Alfredo Marando. Momenti di tensione ieri a Catanzaro per l'esplosione di un camion che trasportava bombole di ossigeno, ferito il conducente. Vediamo. Ecco cosa rimane del camion esploso a Catanzaro Lido. Il mezzo conteneva bombole di ossigeno liquido. Il conducente è rimasto ferito, ha riportato ustioni alle gambe nel tentativo di spegnere le fiamme che si sarebbero sviluppate vicino al vano guida. L'incendio ha rapidamente avvolto il mezzo, provocando l'esplosione di 5 bombole. Parte del carico è finito anche sui binari ferroviari della linea Catanzaro Lido-Reggio Calabria. La tratta interessata è stata chiusa al traffico per alcune ore.
Al momento dell'incendio nella zona si trovava una volontaria dei Vigili del Fuoco che si è subito resa conto della gravità della situazione, così la zona è stata immediatamente evacuata. Sul posto hanno lavorato 2 squadre dei Vigili del Fuoco, una domenica di paura per gli abitanti della zona. L'esplosione ha mandato in frantumi i vetri di alcune abitazioni, un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Weekend di sangue sulle strade calabresi, un'altra vita spezzata, la terza in soli 2 giorni dopo la tragedia di domenica a Casignana, dove è deceduto un giovanissimo di appena 15 anni, e quella del giorno prima, sabato, con un 50enne pedone investito a Bova Marina. Si aggiunge un altro triste fatto di cronaca a questa lunga scia di sangue, l'ennesimo incidente mortale che è costato la vita ad una ragazza di 27 anni, Chiara Fava di Taurianova, nella tarda serata di ieri lungo la strada Ionio-Tirreno all'altezza di Melicucco nel Reggino. Uno scontro frontale fra 2 auto, ovvero un fuoristrada e un'utilitaria. La donna è rimasta incastrata fra le lamiere dell'auto ed è morta sul colpo. Nell'altra vettura viaggiavano invece 4 persone, tutte ferite, e una delle quali verserebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Siderno, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Continua lo sciame sismico che sta interessando la zona di Albi in provincia di Catanzaro. Dopo le scosse dei giorni scorsi, altre 3 scosse si sono verificate questa mattina a distanza di poco tempo ed una profondità fra i 5 e i 6 km. La prima alle 5:55 di magnitudo 2.1, a seguire una di 2.9 alle 6:06 e l'ultima di 2.6 alle 6:58. 3 giorni fa la scossa più forte, di magnitudo 4, avvenuta nella notte e percepita anche dalla popolazione. Un esemplare di capriolo è stato ritrovato ferito sulla strada in territorio di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. L'animale è stato trovato e soccorso dalle guardie zoofile dell'EMPA, intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione. Sul posto anche i carabinieri forestali e la polizia provinciale. Il capriolo è stato recuperato e portato a Cosenza, ma non ce l'ha fatta ed è morto. Si ipotizza che sia stato investito forse di notte e che si sia perforato un polmone, ma presentava anche alcuni segni di morsi, forse di cani da caccia. E il Tribunale di Catanzaro ha condannato 2 cardiologi della clinica Sant'Anna Hospital rispettivamente a 15 mesi e 1 anno di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali, nonché il risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili. Il Tribunale ha riconosciuto colpevoli 2 sanitari del decesso di un vigile del fuoco in pensione, Antonio Mauro di Reggio Calabria, fatto avvenuto nel luglio del 2011 dopo il ricovero al Sant'Anna per gravi problemi cardiaci. Il giudice ha condannato, si legge è detto nelle motivazioni della sentenza, per condotta negligente e imprudente, per non aver tenuto in debito conto le situazioni di rischio connesse alla salute del paziente, che richiedeva almeno la normale attenzione e la semplice lettura della cartella clinica. A Cosenza adesso per una piazza dedicata al cantautore Mario Gualtieri, scomparso 2 anni fa. Vediamo. Donne che stanno sul balcone a guardarti passare, donne che hanno già capito prima ancora di cominciare. Cosenza da oggi è una piazzetta dedicata a Mario Gualtieri, cantautore scomparso 2 anni fa, rimasto nel cuore dei cosentini e non solo. Ricordi ed emozioni durante la cerimonia organizzata nel giorno in cui il menestrello del folklore avrebbe festeggiato il suo 79esimo onomastico. Largo Mario Gualtieri si trova a Casali, angolo della città dove il cantautore ha vissuto. Amava Cosenza, le sue canzoni erano un omaggio alla sua città, alla sua gente. La targa in marmo è stata realizzata dal maestro Michele Cozza di Fagnano Castello, che ha voluto donare il manufatto all'artista di cui ammirava ogni singola nota. È stata deposta vicino alla casa del cantore della cosentinità. Quello era il suo spazio preferito, giocava con i bambini il pomeriggio quando non aveva niente da fare e questo è il suo angolo.
Non a caso abbiamo scelto questo posto per veramente dedicargli questo largo che è molto significativo per noi, per la famiglia Gualtieri e per chi l'ha voluto bene. Io ho testimonianze quotidiane con le persone che l'hanno amato e grazie a loro che mi hanno dato forza per fare tutto questo che è stato fatto, dal murales al memorial al largo. Il prossimo step sarà Casa Museo, Casa Mario Gualtieri. Ci sono 60 anni di musica, 60 anni di musica tutti raccolti in 60 metri quadri. Lo sport con le calabresi di C, risultati in campo ieri, vediamo. Un altro segnale che questo è l'anno buono per la Regina, che evita la seconda sconfitta consecutiva grazie a una rimonta che cancella lo svantaggio iniziale subito a Bisceglie. Terreno di gioco da incubo e padroni di casa, aggressivi e subito vicini al vantaggio con Ebagua che di testa colpisce il palo. I pugliesi insistono, dopo un altro tentativo a vuoto, siglano la rete dell'1-0 con lo stesso Ebagua che stoppa e conclude a rete battendo Guarna. La reazione di Amaranto non produce effetti degni di nota fino al secondo tempo, quando Corazza dal dischetto ha l'occasione per pareggiare i conti. Il bomber Amaranto però coglie la traversa per la Regina, crescono i timori di non riuscire a spuntarla. Il finale però è tutto a favore degli ospiti che a 3 minuti dal termine trovano il gol con lo Iacono che svetta bene di testa superando il Borghetto. La Regina prova a vincere e ci riesce, il secondo calcio di rigore è per Denis che non lo spreca mantenendo intatto il vantaggio sulle inseguitrici. Perde terreno il Catanzaro che cade in casa con il Monopoli. I giallorossi soffrono l'avvio veemente della squadra di Scienza, ringraziano Di Gennaro, decisivo in 2 occasioni, ma reggono e passano in vantaggio con Fischnaller che di destro buca Antonino. Nella ripresa ancora un avvio a razzo del Monopoli, che però è letale negli ultimi minuti. Prima Fella sfrutta al meglio l'assist di Donnarumma e insacca al volo per il pari. Poi, nuovo entrato Cuppone, manda in tilt la difesa calabrese, siglando la rete che serve a espugnare il Cerabolo. Anche la Vibonese cade in casa. Dopo un primo tempo giocato all'attacco e caratterizzato da diverse occasioni fallite, la squadra di Modica si spegne nella ripresa e subisce il ritorno della Cavese, che crea 2 occasioni nitide, concretizzando la seconda con Spaltro. Nel finale espulso Bubas per uno spintone rifilato a Matino. Sconfitta annunciata per il Rende a Liberati. La Ternana segna il primo gol con vantaggio dopo 12 minuti di gioco. Poi raddoppia Partipiro al 16°. Nella ripresa la punizione magistrale di Mammarella per il Tris Umbro e la rete sul calcio di rigore trasformata da Vito Francesco che fissa il risultato sul 3-1. Il prestigioso balletto di San Pietroburgo ha fatto tappa al Teatro Rendano di Cosenza con il Lago dei Cigni. Vediamo. Il Teatro Rendano di Cosenza ha ospitato il balletto di San Pietroburgo con il suo Lago dei Cigni. Lo spettacolo, promosso dalla Fondazione Teatro Lirico Siciliano con il patrocinio del Comune di Cosenza, segna il ritorno al Rendano ad un anno esatto di distanza della prestigiosa compagnia conosciuta in tutto il mondo che ha messo in scena una nuova versione della celebre opera in danza di Tchaikovsky che, nonostante le innumerevoli riproposizioni, continua a mantenere intatto tutto il suo fascino e il rispetto della tradizione. Alle straordinarie musiche di Tchaikovsky hanno fatto da cornice le coreografie originali di Marius Petipa e Lev Ivanov, in una originalissima versione del 1895 che il balletto di San Pietroburgo ha voluto mantenere intatte. Le scenografie sono un richiamo alla corte imperiale russa dell'epoca, tra realtà storica e fantasia gotica. Nel doppio ruolo del Cigno Bianco e del Cigno Nero, la straordinaria Oksana Bondareva, étoile mondiale e solista del Teatro Marischi di San Pietroburgo, ha ammaliato il numeroso pubblico. Molto apprezzate dagli spettatori la danza dei 4 piccoli cigni, la danza dei grandi cigni e gli splendidi valzer nella sala da ballo del Palazzo Reale. Ancora per il teatro, Lina Sastri in Appunti di viaggio conquista il pubblico di Rende. Vediamo. Lina Sastri incanta la platea del Garden di Rende con Appunti di viaggio, uno spettacolo emozionante ed intenso.
Lo spettacolo era inserito nel cartellone di prima fila rassegna di teatro e musica di 900 teatri. Un artista che rincorrevamo da diversi anni, finalmente quest'anno ci siamo riusciti. Mia madre mi diceva sempre che mi sentiva ridere e cantare e che questo la consolava, ma io non cantavo. Mia madre cantava e mi rapiva il cuore quando cantava e mi portava in cielo. Echi di vicoli lontani, il sapore e l'odore della sua Napoli e il canto della madre nella cucina di casa, lei bambina. È uno spettacolo che potrei dire jazz, vale a dire che non è mai uguale. Sì, i punti di arrivo sono quelli, però non c'è un copione. Appare lentamente uscendo dall'ombra del palcoscenico del Garden e immediatamente rapisce, ammalia, conquista il pubblico che sta lì per lei, il mito, l'artista, la donna. Sinuosa e sensuale nel suo vestito nero, inizia il suo racconto dai quei vicoli dove appena 17enne la sua voglia di indipendenza la porta alla ricerca della felicità, alla scoperta del mondo. Identificai questa libertà nell'arte e per questo la scelsi. Accompagnata dalle musiche suggestive dei suoi splendidi musicisti, racconta del fato degli incontri fortuiti che la porteranno a non lasciare più il teatro. Vuol dire stare su un palcoscenico dentro una storia, con un personaggio che non sei tu, con un altro nome, al quale presti il tuo corpo, il tuo cuore, i tuoi sentimenti. Continua con grande successo la programmazione didattica al Planetario di Cosenza. Nell'ultimo appuntamento un viaggio emozionale tra miti e leggende. Vediamo. Il 2020 sta segnando un passo importante per l'attività del Planetario di Cosenza Giovan Battista Amico. Tra gli altri eventi della programmazione serale di gennaio, grande impatto ha avuto l'appuntamento dal titolo Il cielo tra miti e leggende, a cura di Angela Zavaglia, Francesco Speciale e Vincenzo Ragusa. Lo spettacolo, incentrato sul connubio tra scienza e poesia, cosmologia e cosmogonia, scoperte astronomiche e racconti mitologici, attraverso un viaggio emozionale ha condotto i partecipanti a contemplare la volta celeste con il racconto di miti e leggende, che diventano il veicolo per accendere nello spettatore la passione per il cielo. Penso che l'emozione, la meraviglia, la sorpresa siano proprio la chiave più giusta per poter amare il cielo, per guardarlo, perché purtroppo è una consuetudine che si è persa. Prima era un'abitudine che c'era quotidiana quasi, adesso non guardiamo più il cielo. Non solo conosceremo il cielo, le costellazioni, ma abbiamo preparato degli audio nei quali si ascolteranno i versi di poeti antichi come Ovidio, come Arato e tanti altri, e ci racconteranno questi meravigliosi miti, queste storie del cielo, proprio per emozionarci e aiutarci a riconoscere. Nel weekend che inizierà venerdì 31 gennaio il Planetario ospiterà 3 eventi curati dal professor Franco Piperno. Il 31 gennaio Cercar la rotta affidandosi alle stelle, il 1 febbraio Vaghe stelle dell'Orsa e il 2 febbraio Cronos e Kairos, il cielo e il tempo, dall'astrologia all'astronomia, la rivoluzione copernicana e la nascita in Occidente dell'era moderna. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La presenza di un vortice di bassa pressione tra la penisola iberica e il Nord Africa convoglia correnti più umide anche sul nostro territorio, apportando della debole instabilità. Domani nuvolosità sparsa su tutta la regione, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli o al più moderati da est-nord-est e mari generalmente mossi. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.